Siamo arrivati, questo è l'ingresso di Scivolandia, entriamo! Oggi vi racconto una giornata passata a Scivolandia, un famosissimo parco acquatico nel cuore della Sicilia. Siamo al parcheggio, ecco stiamo scendendo in questo viale alberato che ci porta all'ingresso. Facciamo la fila, ecco siamo all'ingresso, entrata o di qua o di là. Bar self-service, solarium, piscina a onde. Faccio vedere la zona ristorante, qua si mangia, ok? Posto comodissimo, all'ombra. Queste sono tutte le sdraio dove potete prendere il sole, riposarvi. A breve saranno tutte piene, noi siamo venuti presto. Questi sono gli scivoli per i più piccoli. Ecco, qua c'è una doccia che adesso la proveremo immediatamente. Allora, ne ho approfittato, anch'io mi sono spogliato. In quest'angolo qua fanno le foto. Abbiamo uno spazio dedicato per i fotografi, in modo che hanno tutte le loro attrezzature. Qua guardate ragazzi, stiamo entrando in uno spazio dedicato, c'hanno tutte le cose nascoste, gli animatori per fare tutti dei giochi, quindi hanno un sacco di roba qua. Ci sono dei posti all'ombra. Questo è l'anfiteatro di Scivolandia dove si sono fatte tantissime serate, bellissimo. Poi la cosa bella è che ci sono tantissimi ambienti, come vedete, per potersi rilassare. Ci siamo spostati in un'altra zona dove ci sono tutti gli scivoli, guardate quanti ce n'è. Ecco, questo con i gommoni, come potete vedere, in due potete entrare qua dentro. Sono questi vortici che vi faranno scendere fino in basso. Questo probabilmente è quello un po' più tranquillo, vedete che è un po' più pianeggiante, quindi dovrebbe essere più tranquillo. Ecco un piccolo ponticciolo per salire sopra. Pazzesco, qua si divertono giovani e piccini. Ok, sono partiti. Qua inizia a essere già un pochino più in pendenza, ma non troppo. Qua a Scivolandia sono passati tantissimi VIP. Sentite come urlano dopo, soddisfatti dopo essersi buttati ed entrati in acqua. Poi abbiamo registrato anche una serie, eravamo tutte le domeniche con tantissimi DJ che si alternavano, trovate tante cose su YouTube. Vi porto a vedere la piscina con le onde, quindi vedremo di beccare che ogni tanto fanno partire i motori e si va con le onde. Stanno facendo animazione. Ecco qualche foto col cuoricino. Questo è uno spazio dedicato alla piscina più alta, ci sono anche le onde ogni tanto e il DJ là sopra con tutta l'amplificazione per fare animazione. Andiamo a trovare i DJ di Scivolandia. Salve ragazzi, si può? Eccoci. Ecco qua la postazione da DJ. Tantissimi non hanno mai visto da qua sopra. Ciao ragazzi! Ciao! Oh, vediamo da qua cosa si vede, che bello! Da qua vedete tutto, eh? Anche le belle donne, vero? Sempre, non posso mancare. Ho evitato la parte in cui mi facevo il bagno, ve l'ho risparmiata. Questa comunque qua potete venire solo se siete intenzionati a divertirvi e basta. Naturalmente qua è perfetto anche per chi vuole rilassarsi, ci sono tantissimi spazi, pinetine, c'è un po' di tutto per poter mangiare, insomma è veramente fantastico, una giornata perfetta. E quando non sai dove mettere la tua bevanda, ecco qua che hai fatto un tavolo, basta infilarla dentro la scarpa. Praticamente puoi fare quello che ti pare, come me, per esempio potresti buttarti sull'erbetta, puoi andarti a sedere nei tavoli per mangiare, puoi andarti a sedere al bar, puoi fare di tutto. Qua c'è una struttura in legno veramente perfetta per prendersi un po' di fresco e guardare a distanza gli altri che si fanno il bagno. Questo è un altro spazio
Vedete, c'è anche un sacco di persone che si mettono ai piedi degli alberi per il fresco. In questo video vi ho fatto vedere com'è stare una giornata a Scivolandia, ma vi aspetto su YouTube, Facebook e Instagram per tutti gli altri video. A presto!